Benvenute e benvenuti alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute olistica e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Vi invito sempre al nostro podcast, dal quale potete ascoltare le puntate di Equilibri Umani in Amazon Music, Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer e Heart Radio. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo. Il potere della meraviglia. Regaliamoci momenti di stupore. Spreco alimentare, un impegno concreto per il nostro futuro. Gestire la nebbia mentale e migliorare la memoria. Il mondo nascosto dei sogni degli animali. E poi No Buy Year, la sfida del risparmio che sta conquistando il 2025. Quanto costa la vita da single? E poi ogni donna può essere protagonista della propria prosperità. Il nostro ospite è Fabio Bordignon, esperto in educazione elettromagnetica. Bene, esiste un aspetto fondamentale per il nostro benessere che spesso trascuriamo: il potere della meraviglia. Fin da bambini siamo naturalmente predisposti a stupirci di fronte a piccole cose, un fiore appena sbocciato, la luna piena che illumina la notte o la semplice bellezza di una giornata di neve. Questi momenti di meraviglia sono quelli che danno colore alla nostra esistenza, ci riempiono di gioia e ci connettono con il mondo intorno a noi. Ma cosa succede quando cresciamo? Molti di noi, soprattutto da adulti, sembrano perdere questa capacità di meravigliarsi. Viviamo infatti in una frenesia quotidiana, sempre alla ricerca di risultati, successi e stabilità. Ci concentriamo tanto sul fare, sul raggiungere obiettivi, che ci dimentichiamo di fermarci a guardare la bellezza che ci circonda. La meraviglia purtroppo sembra diventare una rarità e le ragioni sono davvero molteplici: lo stress quotidiano, le preoccupazioni, la paura di perdere il controllo e la necessità di risolvere problemi sempre urgenti che ci rubano energia e attenzione. E spesso ci rendiamo conto che le piccole gioie, come un abbraccio di un figlio o una cena condivisa con una persona cara, diventano invisibili nel rumore della vita quotidiana. Ma perché dovremmo preoccuparci di ritrovare la meraviglia? Perché meravigliarsi fa bene alla nostra mente e al nostro corpo. Studi neurobiologici ci dicono che lo stupore attiva il rilascio di neurotrasmettitori e ormoni come la dopamina, che migliorano il nostro umore e generano sensazioni di gratitudine e felicità. Quando ci lasciamo andare alla meraviglia, il nostro corpo e la nostra mente rispondono con un miglioramento del nostro stato emotivo. Questo ci aiuta a ridurre lo stress e a migliorare i nostri legami interpersonali, a creare nuove connessioni e a mantenere il nostro equilibrio interiore. La meraviglia non è solo un'emozione passeggera, ma è anche un motore di crescita. A livello lavorativo e personale, aprirsi alla possibilità di stupirsi ci permette di essere più creativi, di trovare soluzioni innovative ai problemi, di cogliere opportunità che altrimenti ci sfuggirebbero. È attraverso la meraviglia che sviluppiamo curiosità, flessibilità e voglia di imparare, elementi essenziali per il miglioramento continuo e il successo. Quindi, come possiamo riconquistare questa capacità di meravigliarci? Non dobbiamo fare altro che fermarci un momento e guardare con occhi nuovi, guardare il mondo intorno a noi, apprezzare le piccole cose che rendono ogni giorno speciale. Iniziamo a prestare attenzione a ciò che spesso ignoriamo: un sorriso, una risata, un bel tramonto, una semplice passeggiata nella natura, i nostri amici animali. Ritrovare il bambino che è in noi, capace di stupirsi e di essere grato per ciò che è. La meraviglia è una forza potente che ci aiuta a vivere meglio, a crescere e a migliorare. Non dimentichiamo di regalarci ogni tanto un momento di stupore, di lasciarci sorprendere dalla bellezza che ci circonda, perché alla fine la vita è fatta di questi piccoli momenti e sono proprio loro che ci fanno sentire più vivi. Allora fermiamoci, meravigliamoci e lasciamo che questa bellezza ci trasformi. E adesso il nostro ospite Fabio Bordignon, esperto nell'ambito dell'inquinamento elettromagnetico e delle sue implicazioni per la nostra salute e il nostro ambiente domestico, ci guiderà alla scoperta di un tema che diventa sempre più rilevante nel nostro mondo connesso: come proteggersi dalle tecnologie che ci accompagnano ogni giorno.
Siamo con Fabio Bordignon che ci guiderà alla scoperta di un tema veramente sempre più attuale e che coinvolge un po' tutti noi, l'inquinamento elettromagnetico causato dalle onde emesse da antenne esterne, dalle tecnologie che utilizziamo anche ogni giorno in casa inconsapevolmente. Grazie Fabio di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Bene, allora dicevo appunto, intanto cosa ti ha spinto ad approfondire una tematica comunque che è sempre più presente nella vita di tutti noi, che è quello appunto il tema delle onde elettromagnetiche e anche della loro influenza sul corpo umano e sui nostri ambienti domestici, lavorativi, chi più ne ha più ne metta, insomma. Certo, certo. Ma diciamo mi ha spinto la curiosità. Io di mia natura sono un curioso, mi piace approfondire le cose e trovare un senso alle cose. Poi storicamente sono un tecnologico, la tecnologia mi è sempre piaciuta, sono un informatico, ma oltre a questo diciamo mi sono occupato anche di altre cose. Sì. Poi da uno spunto un po' di salute, partendo dal sonno, in un periodo in cui dormivo poco, dormivo male, lì si è aperta una parentesi alla ricerca di una causa. Sì, sì. Ed è stata la porta verso un periodo, diciamo, di approfondimento, dal sonno alla postura, ai dolori, a tutta una serie di... Sì, che ha coinvolto un po' tutta la persona come... Sì, ma anche è stato un momento di confronto con altre persone Certo. e anche con persone, diciamo, che fanno ricerca e che quindi mi hanno dato l'opportunità di ulteriormente di approfondire e di saziare la mia curiosità. E alla fine sono arrivato qua. Bene, allora in che modo queste tecnologie moderne, parliamo del 5G, ma parliamo anche semplicemente, non so, di apparecchiature elettroniche, wifi, eccetera, possono essere temute, diciamo così, oppure devono essere utilizzate con una certa cautela? Fino a che punto possiamo starci dentro e quando poi cominciano ad essere un danno per noi? Allora, è un argomento molto vasto. Diciamo che noi acquistiamo del benessere, se posso dirla così, e acquistiamo sempre in buona fede, qualsiasi apparecchiatura elettronica. Quindi da una semplice TV a uno smartphone, a un computer e così via. Vero? Sì. È cambiata la società nel tempo e di conseguenza siamo sempre più stimolati, no? a trovare e a saziarci di queste comodità. Sì. È chiaro che la tecnologia di fatto non sempre può essere a nostro favore dal punto di vista della salute. Dipende da come è costruita, ma soprattutto anche da come la usiamo. Il fatto di essere così molto facili, no? Nel tenere sempre il telefonino appresso, perché ormai siamo un po', come dire, dipendenti. E di conseguenza queste onde elettromagnetiche, che sono onde che non sono naturali, che di fatto possono essere penetranti all'interno del corpo, vanno ad interagire con la nostra biologia. Ecco, l'ho messa un po' così, ma chiaramente l'argomento è un argomento molto corposo. Certo, è molto chiaro. Poi c'è anche l'aspetto, diciamo, della dipendenza e soprattutto il problema più grande che vedo è nei giovani. I giovani che sono sempre più attaccati al telefono e sempre più attaccati ai social, di conseguenza diventano vittime inconsapevoli di questo fatto dal punto di vista proprio della salute nel tempo. Certo, sì, perché si tende magari a porre l'accento sul fatto sociale, no? Quindi i social appunto interagiscono e vanno proprio per traverso su quello che riguarda la vita di tanti ragazzi, però magari il fatto che si abbia questo telefono in mano, una volta per esempio, ricordo insomma i tempi quando ancora non c'era Facebook o Instagram, il telefono lo usavi per telefonare semplicemente, però anche già solo averlo all'orecchio portava, cioè sentivi che ti si scaldava, almeno i primi, c'è un aspetto ti si termico. scaldava la parte della faccia, eccetera. Adesso, oltre appunto a quello sociale, c'è ancora questo aspetto che forse si è anche amplificato. Indubbiamente,
Poi c'è anche un altro aspetto proprio dello sviluppo dell'industria. Ci sono grandi progetti sulle Sì, comunicazioni e di conseguenza di sfruttare sempre di più i canali di comunicazione, quindi parlo certo, nell'ambito delle antenne. Oggi c'è molta sì, preoccupazione perché queste antenne stanno creando, come dire, l'ansia perché stanno crescendo a livello certo. di numero nel territorio e ce ne saranno sempre di più, perché dietro ovviamente sono tutti servizi che sono pronti e che ci vogliono offrire. Vedi un Sì, attimo le auto a guida automatica, no? sì. Ecco, Eh. chiaramente Queste come potranno funzionare se non hanno magari, non so, un satellite, un qualche modo, una ma tutta una triangolazione? serie di sensori, nel senso che, faccio un esempio molto Sì, semplice, sapere che magari un'auto oppure un pedone che in qualche modo è identificato dal punto di vista tecnologico attraversa la strada, magari un po' sbadato oppure sì, in modo un po' così sì. spavaldo, passami, no, perché ha fretta e così via, se in qualche modo viene intercettata questa possibile collisione, piuttosto che indirizzare la guida del veicolo. Certo. Qua veramente ci sono tante situazioni che si possono Sì, pensare. Diciamo che si parla anche di telechirurgia, per dire che in qualche modo potrebbe essere molto interessante, però ovviamente l'uomo diventa di fatto al centro un po' di tutto e anche gli oggetti, tutto sì, sarà in rete e sì. quindi in qualche modo forse non avremo neanche più privacy. Mah, sicuramente non ce l'avremo come mi sa che non ce l'abbiamo molto nemmeno ora. Lasciamo Però tante tracce. sì, e ci sarebbero anche dei problemi nel caso in cui ci fossero appunto dei malfunzionamenti o qualcosa del genere, perché non lo so fino a che punto poi una macchina a guida, automatica, va bene, è sicura, ma nel momento in cui ci fosse qualche guasto, dove va questa macchina? Cosa fa? Non Diciamo che hai toccato proprio un punto mh, dolente, no? mh, Nella mia, posso dire, carriera tecnologica mi rendo conto che secondo me tecnologia ne abbiamo più che a sufficienza per vivere. mh, Quindi non vedo la necessità di avere tutta questa ulteriore tecnologia, certo, perché dopo di fatto dipendiamo. Ma sì, anche potremo avere delle conseguenze, oltre al fatto della macchina. C'era un video che girava nei social dove di un signore che era un po' allo sbando di un'auto che mh, era fuori controllo, piuttosto come succede ed è successo in più di un caso che per un guasto, diciamo per un errore umano, mh, sportelli bancomat sono rimasti completamente fuori uso eh sì, per, per un po' di giorni. certo. Ecco, e quindi la necessità magari di avere del denaro contante per poter fare, oppure di Sì, poter sì, sì. procedere, oppure di andare a fare delle Sì, operazioni. sì, anche le cose più banali Le insomma cose alla più fine banali, sono esatto. Quindi siamo completamente all'interno di questo sistema certo. e ripeto, da parte mia farei un po' un passo, un freno. Sì, certo. Beh, è vero perché noi siamo abituati la nostra società è quella di avere sempre di più, sempre di più e sempre di più e quindi se ti propongono appunto, ripeto, l'auto piuttosto che il taxi volante, eccetera, uno dice: "Bellissimo dai", è un po' nell'uomo quello di progredire continuamente. Certo Indubbiamente. certo però che va anche fatto una certa scelta probabilmente anche da parte nostra. No, Sì, perché sì. siamo quelli Ma che acquistano o non acquistano, che possono difendersi oppure no. Insomma siamo noi al centro alla fine. diciamo che c'è una certa velocità, perlomeno la tecnologia ha accelerato in questi ultimi anni Sì, in un modo spaventoso e poi di fatto ci creano delle comodità, no, alle quali noi non sappiamo resistere. certo. Eh sì, si crea il Quindi bisogno e poi quindi in qualche modo certo. creare un percorso di consapevolezza per capire come poter usare al meglio Mh. o di Eh, fatto, in una condizione che crei, meno danno possibile per noi stessi, esatto. questo è veramente Eh, ambito soprattutto sì. nell'ambito dei giovani. Certo, ecco infatti io sarei arrivata perché avrei, piacere di capire da te come potersi difendere, intanto come rilevare l'inquinamento all'interno di un'abitazione, ma anche come difendersi se è Certo. possibile. Allora, tocchi un aspetto molto importante perché a volte ci preoccupiamo delle antenne fuori, Mh, però dentro in casa
abbiamo magari di peggio. Di peggio cosa vuol dire? Che c'è una concentrazione di onde elettromagnetiche che possono derivare sì dalle apparecchiature, ma dall'impianto elettrico piuttosto che da altre apparecchiature Certo. elettrodomestici che di fatto noi abitualmente usiamo. Allora, come rilevare? Allora, bisogna avere degli strumenti. Gli strumenti parlano e ci danno un indice generale di quella che è la, passami il termine, la contaminazione all'interno di un ambiente, Sì. quindi il wifi, piuttosto il telefono, il Bluetooth, l'impianto elettrico e quant'altro. Molte volte mi chiedono, ma che strumento potrei comprare per capire? Sì. Allora, non è facile. Uno strumento va selezionato, va tarato, va configurato, va capito, bisogna capire e interpretare i numeri, bisogna sapere come Sì. posizionarlo per ottenere dei dati effettivi. Sì. Ecco, quindi ci vuole qualcuno che abbia esperienza. Ecco che Sì. anch'io ho aderito, diciamo, a questo gruppo Sì, che si chiama sì. Gruppo Defendo nel sito terapiadellacasa.it un po' di anni fa, Sì. proprio perché ormai avevo soddisfatto la mia curiosità e la Sì. mia esperienza e le nostre esperienze come gruppo le portiamo a disposizione delle persone, quindi facciamo dei rilievi all'interno delle abitazioni per capire e per poter individuare quelli che possono essere i difetti o diciamo un uso non Sì, improprio diciamo, certo. delle apparecchiature, piuttosto che magari qualcosa delle onde elettromagnetiche che arrivano dall'esterno. Molte abitazioni ormai certo. sono prossime, sono vicine, no, a queste Sì, grosse antenne che stanno sì, crescendo, come si diceva prima. assolutamente, sì. Allora, ci sono dei modi per potersi difendere e come gruppo abbiamo trovato proprio delle soluzioni molto molto semplici. Perfetto. Quindi addirittura noi non siamo propositori commerciali, cerchiamo di individuare Sì. oggetti e quindi magari soltanto con delle zanzariere, piuttosto con degli orientamenti diversi, piuttosto che con delle pitture particolari che uno se li può anche fare, no? Oppure eventualmente cerchiamo magari qualche riferimento che possa farlo, oppure Certo. all'interno del gruppo abbiamo proprio dei colleghi che si sono specializzati su certe attività. Quindi possiamo fornire Sì, questo certo. servizio e ci mettiamo a disposizione. Così uno insomma già riesce un po' ad orientarsi, Sì, a sì, sì, capire un sì. po', perché effettivamente non abbiamo contezza di tutto quello che passa attraverso le nostre abitazioni, all'interno, è difficile, è troppo difficile difficile. perché se pensi che anche un robot da cucina è collegato a internet, voglio dire. Voglio dire, questo è il futuro, no? Che Sì. uno può accettare o può magari anche rifiutarsi. Sì, oppure può gestirlo con un po' di accortezza, facendo un Esattamente. attimo il punto della situazione come potete Corretto, fare voi, corretto. infatti. Poi dipende anche dal tipo di abitazioni, dal posizionamento, ci sono tanti dettagli da considerare, quindi non è una assolutamente. cosa facile. No. Ecco, tu parli anche hai introdotto un concetto che è quello di kinesiologia delle emissioni. Sì, Cosa si tratta? Anche stasera ho visto un lettino, farai la tua conferenza, cioè come lo misuri con i kinesiologicamente? test muscolari. Allora, I test sì, muscolari, esatto, sì. sì, Allora, interessante. è molto interessante perché in qualche modo, diciamo, vogliamo dimostrare, Mh. attraverso non lo faccio io, lo faccio fare a Monica, quindi una terza parte che in qualche Certo. modo possa non mettere in discussione il risultato. Monica Sartore, Monica che è Sartore, naturopata, esatto, che ringrazio per il supporto. Il corpo, allora, il problema dell'inquinamento elettromagnetico è che è subdolo, non viene percepito e di conseguenza non abbiamo nessuna misura, no? È un po' come il gas Sì. radon, per dire, no? Che Sì, di fatto, ecco, certo. non ha percezione. Però, diciamo, il nostro corpo può reagire con dei test muscolari. Quindi faremo dei test con il telefono in mano, con il telefono con un armonizzatore e vedremo come reagisce il corpo, perché chiaramente riusciremo a dare Sì. come dire, Certo, una una dimostrazione dimostrazione sì, effettiva, insomma, di effettiva, quello che sì. Bisogna può essere anche un po' essere. concreti, no? Ah beh sì, Perché assolutamente, perché altrimenti si fa sì, un po' fatica ad essere sì, sì, sì. credibili. Molto, molto interessante questa cosa. E quindi insomma Ci poi divertiremo un po', dai. vi divertirete, ma poi ecco sarebbe anche bello capire, alla fine della serata appunto fare un piccolo riassunto e vedere quante persone perché allora ti chiedo l'ultima cosa poi, quando uno arriva qui è
probabilmente pulito dalle emissioni, oppure hanno un'incidenza nella salute, tanto che se io per esempio vivo in un ambiente costantemente inquinato, esco, vengo qui, magari qui è tutto a posto, faccio il test kinesiologico, cosa risulta? Risulta a mio carico una somma di frequenze e radiazioni oppure no? Beh, diciamo, la domanda è interessante. Diciamo che il test esula un po' da questa condizione, Sì. no? La condizione è in quel momento. Ok, sì, perché io penso un po' alla somma degli effetti sulla salute, ecco. Certo, allora Sì, questa sì. va, diciamo, nel tempo, come lo è stato ad esempio per il fumo. Faccio un Sì, esempio molto certo. semplice, no? Di un'abitudine che di fatto ha portato a una condizione di dipendenza dimostrata Assolutamente. e anche a un effetto proprio sul corpo. Infatti. Anche qui lo vedremo nel tempo, anche se purtroppo ci sono già molti soggetti che risentono di queste interferenze, perché vanno a Sì, interferire sì. e vanno a interagire con la nostra biologia e con il nostro sistema nervoso. Certo, infatti io immagino un po' una cosa del genere che potrebbe anche comunque verificarsi, cioè una somma di tanta esposizione che può portare anche al malessere, Ci sono insomma. soggetti che sono elettrosensibili in forme molto anche Addirittura. sì, sì, molto evidenti anche, Quindi e sì, non fanno una bella vita, son certo. Sì, molto perché condizionati da questo e cercano esatto. ambienti che siano più Più naturali possibile, o di trovare un contesto più naturale possibile. C'è anche la moglie di un nostro collega che ci racconta ogni tanto un po' come stanno gestendo le cose per riuscire a rendere vivibile una pensa. situazione. Sì. Ecco, bene. Bene, beh, guarda, io ti ringrazio veramente tantissimo di questa testimonianza e Grazie a voi. raccontateci poi quello che succederà stasera, Certo. magari in una prossima intervista mi darai i dati di quello che avrete rilevato. Volentieri, volentieri. Grazie Grazie mille, grazie a voi. Benessere Community. Immagina un luogo dove il tuo benessere incontra l'esperienza. Dove antiche discipline si fondono con le tecnologie più avanzate. Un luogo che connette professionisti del benessere, centri di sviluppo, esperienze di bioturismo, centri medici, accademie di formazione. Chi promuove il benessere attraverso il cibo, con chiunque cerchi un equilibrio tra corpo, mente e anima. Benessere Community non è solo una piattaforma, è una visione. Uno spazio dove scoprire percorsi, creare connessioni autentiche e crescere insieme. Con il nuovo anno vedrà la luce un progetto che trasformerà il tuo modo di vivere il benessere, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza unica. Che tu sia un professionista, un centro specializzato, un promotore del benessere o un viaggiatore in cerca di armonia, Benessere Community è il punto d'incontro per costruire insieme un futuro migliore. scopri, condividi, cresci. Il tuo benessere è la nostra missione. La lotta contro lo spreco alimentare è oggi una delle sfide più urgenti del nostro pianeta. Ogni anno milioni di tonnellate di cibo vengono sprecate, un fenomeno che ha effetti devastanti non solo sull'economia ma anche sull'ambiente. Il 2025 segna l'inizio di un obiettivo ambizioso: dimezzare lo spreco alimentare entro 5 anni. La 12ª edizione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, che si terrà il 5 febbraio 2025, porterà l'attenzione su questo tema cruciale. L'obiettivo dichiarato è arrivare a ridurre il consumo di cibo sprecato a 368 grammi a testa ogni settimana, quindi meno della metà rispetto ai 737 grammi registrati 10 anni fa.
Ma come possiamo ciascuno di noi contribuire concretamente a questo cambiamento? Lo spreco alimentare non è solo un problema etico ed economico, ha un impatto diretto sull'ambiente, poiché ogni alimento che viene gettato via ha richiesto risorse naturali per essere prodotto, trasportato e conservato. Acqua, suolo ed energia, tutte risorse limitate, vengono consumate inutilmente quando non facciamo un uso adeguato degli alimenti. Inoltre, i rifiuti alimentari sono una delle principali cause di emissioni di gas serra. Quando il cibo viene buttato, finisce in discarica, dove inizia a decomporsi e rilascia metano, un gas ad effetto serra che contribuisce al riscaldamento globale. Iniziative come l'adozione dello sprecometro, uno strumento che misura non solo la quantità di cibo sprecato, ma anche l'impronta ecologica e le emissioni associate a ciascun prodotto alimentare, ci invitano a prendere consapevolezza del nostro comportamento quotidiano. Come sottolinea Andrea Segre, direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International, ogni giorno possiamo scegliere di fare la differenza e lo sprecometro è uno strumento concreto per misurare e ridurre il nostro impatto. Questo sprecometro può essere facilmente consultato e utilizzato online per monitorare i propri sprechi alimentari e adottare comportamenti più sostenibili e si trova sul sito ufficiale della campagna Spreco Zero. Ecco però alcuni suggerimenti pratici che tutti possiamo adottare per fare la nostra parte. Pianificazione dei pasti. Un'alimentazione consapevole inizia con la pianificazione. Dedica qualche minuto a organizzare i pasti della settimana, valutando ciò che è già in dispensa e evitando acquisti inutili. Conservazione corretta. Ogni alimento ha bisogno di essere conservato in modo giusto per prolungarne la durata. Utilizza il frigorifero, il congelatore e contenitori adatti per mantenere freschi gli alimenti. Inoltre cerca di rispettare la data di scadenza e di consumare prima gli alimenti che stanno per scadere. E poi utilizzare gli avanzi. Non sprecare mai gli avanzi, dai nuova vita al cibo avanzato, trasformandolo in nuovi piatti come zuppe, insalate o frittate. L'arte di riutilizzare gli avanzi non solo riduce lo spreco, ma aiuta anche a risparmiare denaro e tempo in cucina. Educare i più giovani, insegnare ai bambini l'importanza del rispetto per il cibo è fondamentale per costruire una cultura del consumo consapevole. Coinvolgili allora nella preparazione dei pasti, mostrando loro come fare attenzione alle quantità e come evitare gli sprechi. E poi donare il cibo in eccesso. Se ti trovi con del cibo in eccesso che non riuscirai a consumare, considera di donarlo. Molte associazioni locali accettano donazioni di cibo per aiutare chi ne ha bisogno. Questo non solo riduce lo spreco, ma aiuta anche la comunità. Oltre all'impegno individuale, è essenziale che anche le istituzioni e le aziende facciano la loro parte. La campagna Spreco Zero di Last Minute Market, promossa con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e dell'ANCI, è un esempio di come le politiche pubbliche possono supportare il cambiamento. Le aziende, in particolare quelle del settore alimentare, devono adottare pratiche più sostenibili, riducendo al minimo gli sprechi nella produzione e nel trasporto e migliorando la gestione delle scadenze e delle eccedenze. L'ambasciatore di buone pratiche per il 2025, lo chef Filippo Lamantia, contribuirà alla campagna promuovendo una cucina sostenibile e attenta alla riduzione dello spreco alimentare. Lamantia, con la sua esperienza culinaria, guiderà l'opinione pubblica a riconoscere il valore del cibo e l'importanza di utilizzarlo in modo più consapevole. Le sue ricette e il suo approccio in cucina possono essere un'ispirazione per tutti noi, dimostrando che la cucina sostenibile non è solo possibile, ma anche gustosa. La sfida per dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030 è impegnativa, ma non impossibile, adottando semplici buone pratiche e promuovendo una cultura del consumo responsabile possiamo contribuire tutti a costruire un futuro più sostenibile. Pensate, parlavamo di questo tema già 12 anni fa con il professore Andrea Segre, fondatore di Last Minute Market, e risentiamolo allora nella mia intervista. Le chiedo subito, professore, come prevenire la formazione dei rifiuti e se la parola riciclare è già passata di moda e ci può essere qualcosa di meglio? Beh, intanto continuiamo a riciclare, continuiamo a differenziare, però ne abbiamo ancora molta di strada da fare. Bisognerebbe porsi un problema a monte. E quello che facciamo noi, cercando di dire non sprecare, è esattamente questo. Vuol dire non tanto recuperare ciò che si getta via, che è già qualcosa di importante perché c'è tanta gente che ha bisogno, quindi recuperarlo e donarlo come facciamo noi,
è un atto importante, però siamo sommersi da una montagna di rifiuti e non ce ne rendiamo conto, soprattutto dove questi rifiuti sono gestiti bene, cioè stanno nel bidone della spazzatura, però talvolta questo deborda e significa inquinamento, significa star male tutti. Allora proprio prevenire è la parola d'ordine. Risparmiare anche in tempi di crisi, tutto sommato, non fa neanche male. No, è assolutamente vero. Ci racconta allora cosa sta accadendo a Capannori, che è il primo comune che ha aderito a questa iniziativa Rifiuti Zero e che poi è stato seguito da ben 72 altri comuni, coinvolgendo mi pare più di 2 milioni di cittadini. Capannori sono avanti, nel senso che hanno coinvolto un mio grande amico, peraltro, collega, che si chiama Paul Connet, il teorico della Zero Waste Strategy, Rifiuti Zero, che ci ha fatto capire che materialmente si può prevenire, riciclare, riusare in modo da azzerare i rifiuti. Last Minute Market, quello che facciamo noi, è una parte di Rifiuti Zero, perché noi recuperiamo lo yogurt che sta per scadere, lo diamo a chi ha bisogno ed è un rifiuto in meno. Però poi c'è tutto il resto, significa progettare i beni in modo che, si dice, dalla culla alla tomba tutto si possa riutilizzare, anche l'imballaggio, per dire. Ecco, veniamo agli imballaggi proprio. Come mai ci troviamo sempre al supermercato con anche i biscotti, con 3 confezioni e non si riesce a trovare un sistema, una strategia per cui questi imballaggi vengano ridotti veramente? Certo, bisogna ridurli, perché non è che si può comprare tutto sfuso. E l'imballaggio poi preserva, aiuta il trasporto, però abbiamo esagerato perché talvolta l'imballaggio è molto più costoso del prodotto. Pensiamo adesso non al cibo ma ai profumi, l'imballaggio è l'80%, non ha senso, va ridotto, alleggerito, riciclato, questo sì, e ci sono tutte le tecnologie per poterlo fare, basta volerlo però. Questo senz'altro. Ecco, ritorno un attimo al discorso dei rifiuti zero. Uno dei 10 passi è quello della tariffazione puntuale, quindi della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicata non per i metri quadri che si abitano ma per quello che si spreca. Perché è così difficile riuscire a fare questo modello? Cioè il passaggio tassa-tariffa, la tariffa di igiene ambientale si chiama così, e in realtà deriva dal trattato di Maastricht, quindi parliamo di molti anni fa. Il principio è chi inquina paga, ma non più in modo generico, in funzione proprio delle quantità. Noi, dove abbiamo applicato la Minute Market, siamo riusciti a far ottenere uno sconto fino al 39% di questa tariffa, e proprio perché si va a pesare quanto eviti di sprecare. Per dire, anche delle paste, lo facciamo con le pasticcerie, e tutto questo risparmio viene poi ridonato, quindi è un'operazione straordinaria, soltanto applicando un principio sacrosanto. È inutile che ti fai un'imputazione a caso, ma invece la vai a pesare. È chiaro che molti commercianti sono contrari. Ecco, infatti. Quando però, e se capiscono, come abbiamo fatto a Ferrara, già ormai da 5 anni, che invece è un vantaggio per loro, perché tutto quello che recuperano in questa filosofia antispreco gli viene defalcato fino al 39%, sono poi migliaia di euro. E a Ferrara addirittura hanno fatto un fondo presso il comune che si chiama Chiappasogni, dove liberamente tutto questo risparmio viene ridonato e va a finanziare progetti di sviluppo in paesi in via di sviluppo. Quindi, solo per dire che questo meccanismo in realtà è molto virtuoso soltanto se ci si mette in un'ottica, diciamo, positiva, avendo gli strumenti. La TIA si chiama tariffa di igiene ambientale straordinaria. Tutti noi, in un momento o nell'altro, abbiamo sperimentato quella fastidiosa nebbia mentale, dimenticare dove abbiamo messo le chiavi, perdere il filo di una conversazione o dimenticare il nome di qualcuno. Questi momenti, che a volte chiamiamo in causa con il termine momenti da senior, se vogliamo scherzare, possono sembrare imbarazzanti, ma sono spesso parte del normale processo di invecchiamento. La vera domanda è: quando è il caso di preoccuparsi e cosa possiamo fare per migliorare la nostra memoria? In primo luogo è importante sapere che l'invecchiamento porta con sé dei cambiamenti nei processi cognitivi. A partire dai 50 anni molte persone iniziano a notare lievi difficoltà nel ricordare informazioni o nel concentrarsi. Ciò è dovuto anche a un naturale restringimento di alcune aree del cervello, come l'ippocampo e i lobi frontali, responsabili proprio della memoria. Questo fenomeno è associato alla riduzione del flusso sanguigno e a deterioramento delle piccole arterie cerebrali che alimentano queste aree.
Sebbene questi cambiamenti possano rallentare i processi cognitivi, in molti casi la memoria continua a funzionare piuttosto bene. Tuttavia, l'invecchiamento non è l'unica causa. Alcuni fattori esterni e comportamentali possono influenzare notevolmente la nostra memoria, come la depressione, l'ansia o lo stress. Questi stati emotivi possono compromettere la capacità di concentrarsi e ricordare, con l'ulteriore effetto negativo del cortisolo, che può danneggiare le aree cerebrali legate alla memorizzazione. Anche il sonno è cruciale per il buon funzionamento della memoria. Molte ricerche hanno dimostrato che la mancanza di sonno o la qualità scadente sono tra i principali fattori di declino cognitivo. Inoltre, l'assunzione di farmaci, sia quelli prescritti sia da banco, può contribuire alla confusione mentale. È sempre consigliato consultare il medico o uno specialista se si sospetta che un nuovo farmaco possa influenzare la propria capacità di pensare o ricordare. Per fortuna ci sono diverse tecniche che possiamo applicare nella vita quotidiana per migliorare la memoria. Per esempio, la gestione dello stress attraverso pratiche come la meditazione, lo yoga o semplicemente prendere una pausa quando ci sentiamo sopraffatti può ridurre l'impatto negativo sulla nostra memoria. Anche l'esercizio fisico regolare stimola il cervello, migliorando la circolazione e aumentando la capacità di apprendimento. Un altro trucco semplice ma efficace è organizzare le nostre attività quotidiane. Quando siamo sopraffatti dalle distrazioni, possiamo fare una lista delle cose da fare e concentrarci su un compito alla volta. Creare routine come un tavolo vicino alla porta dove riporre oggetti essenziali come le chiavi o gli occhiali aiuta a ridurre la frustrazione derivante da dimenticanze. Anche mantenere la mente attiva è fondamentale. Fare giochi di memoria, leggere o imparare qualcosa di nuovo stimola il cervello e lo mantiene agile. Socializzare è un altro aspetto importante. Le interazioni sociali non solo riducono lo stress, ma favoriscono anche il pensiero critico e la memorizzazione. Infine, se notiamo che le dimenticanze aumentano o cominciano a interferire con le nostre attività quotidiane, è importante parlarne con il nostro medico. Fornire informazioni dettagliate su quando e come si verificano i lapsus può aiutare a determinare se si tratta di un problema legato allo stile di vita o se è necessaria una valutazione più approfondita. In sintesi, sebbene la perdita di memoria legata all'età sia normale, è fondamentale prestare attenzione a fattori esterni e adottare abitudini salutari per supportare la salute del nostro cervello. Non bisogna mai sottovalutare l'importanza di un buon sonno, una dieta equilibrata, una corretta integrazione vitaminica, se ci fosse bisogno, la gestione dello stress e la stimolazione mentale per mantenere la memoria lucida e sana. La consapevolezza e l'azione tempestiva sono essenziali per continuare a vivere con serenità e lucidità. Troppo spesso la società ha imposto limiti alle donne, facendole sentire incapaci o non meritevoli di prosperità economica. Tuttavia il denaro non è un nemico da temere, ma un potente strumento per crescere, realizzare i propri sogni e conquistare l'indipendenza. Scopriamo allora 10 principi concreti per superare i freni culturali e prendere il controllo della propria vita finanziaria. Troppo spesso la gestione dei soldi è stata un tabù per le donne. La cultura e i modelli tradizionali hanno spesso limitato l'autonomia finanziaria. Ma pretendere di farsi pagare equamente e provare ad investire per creare ricchezza è possibile. Basta superare alcuni cliché ormai antiquati. Oggi possiamo cambiare le cose, diventare indipendenti economicamente, creare ricchezza e sentirsi più al sicuro. Ecco 10 consigli pratici per fare il primo passo verso la libertà finanziaria. Pensa ai soldi come a uno strumento di crescita. Il denaro non è un nemico, né qualcosa da temere, è uno strumento che ti consente di realizzare i tuoi sogni. Consideralo come una risorsa che apre porte e offre opportunità. Guardalo sotto una nuova luce, come un alleato nella tua crescita personale e professionale. Il tuo valore deve essere equamente retribuito. Non accontentarti mai di meno di ciò che meriti. Se porti valore, devi essere riconosciuta per questo, anche economicamente. Chiedi il giusto compenso per il lavoro che svolgi, in modo da riflettere la tua professionalità e competenza. Prendi confidenza con la gestione del denaro. Il denaro non dovrebbe essere una questione esclusivamente maschile. Impara a gestirlo con sicurezza. Crea un budget familiare, stabilisci obiettivi di risparmio e controlla le tue spese. Essere parte attiva nella gestione delle finanze è fondamentale per la tua indipendenza economica. Prova a investire. Il denaro può lavorare per te. Partendo da investimenti a basso rischio, puoi gradualmente diversificare il tuo portafoglio.
investire è la chiave per costruire ricchezza nel lungo periodo. Trasforma le tue passioni in soldi. Se hai un talento o una passione, puoi fare in modo che diventi una fonte di reddito. Dai vita alle tue idee, ma ricorda di fare un piano concreto. Pianifica gli investimenti iniziali, la clientela potenziale e le entrate previste. Trasformare ciò che ami in una fonte di guadagno è possibile. Condividi i tuoi progetti con persone di valore. Il successo raramente è un risultato solitario. Circondati di persone che condividano i tuoi valori e possano supportarti e incoraggiarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. La rete giusta fa la differenza. Persevera e non scoraggiarti mai. Le difficoltà fanno parte del percorso. Non aspettarti che il successo arrivi senza ostacoli. Affronta ogni difficoltà come un'opportunità di crescita. I fallimenti sono parte del processo di apprendimento e ti porteranno più vicino alla tua meta. Celebra ogni piccolo traguardo, ogni passo che fai è un successo da celebrare. Riconoscere i piccoli traguardi ti aiuta a mantenere alta la motivazione. Non perdere mai di vista il tuo percorso e celebra ogni piccola vittoria lungo la strada. Investi sulla tua crescita personale. Il miglior investimento che puoi fare è in te stessa. Sia che si tratti di corsi, letture o esperienze pratiche, ogni passo verso il miglioramento ti rende più forte e pronta ad affrontare nuove sfide. La crescita personale ti darà la fiducia di cui hai bisogno per continuare a progredire. Non smettere mai di imparare. Ogni nuova conoscenza ti apre nuove opportunità. L'apprendimento continuo è il segreto per superare qualsiasi barriera e raggiungere il successo finanziario e non solo. Ricorda, la libertà economica e il successo non sono riservati a pochi eletti. Ogni donna ha il potenziale per arricchirsi superando i freni culturali e adottando una mentalità orientata alla crescita. Cosa accade al mondo interiore degli animali mentre dormono? Una domanda che ha affascinato filosofi, scienziati e tutti noi, ma che solo recentemente ha cominciato a ricevere delle risposte concrete. Nel 2020 un articolo pubblicato sul Journal of Comparative Neurology ha aperto una nuova frontiera nella comprensione della coscienza animale, utilizzando per la prima volta il termine sogno riferito agli animali, un concetto che fino ad allora veniva sostituito con parole come attività oniriche o replay mentale. Questo cambiamento linguistico è stato il frutto di uno studio rivoluzionario che ci ha aiutato a capire che proprio come noi anche gli animali sognano. David Peña Guzman, un esperto di storia e filosofia della scienza, ha approfondito il concetto di sogno animale nel suo libro Quando gli animali sognano, rivelandoci che gli animali, così come gli esseri umani, possiedono una coscienza. Sogni che non solo riflettono la loro vita passata, ma che a volte anticipano il futuro. I ratti, per esempio, non solo rivivono il passato, ma sono in grado di sognare scenari mai vissuti, progettando percorsi mai intrapresi prima. Il concetto di sogno animale non si ferma qui. Ognuno sogna in modo unico, in base alla propria fisiologia e alle proprie esperienze. I ratti, creature particolarmente tattili, sembrano fare sogni molto più sensoriali e legati al loro senso del tatto, piuttosto che visivi. I cani invece spesso sognano momenti della loro vita quotidiana, come quando l'umano di casa se ne va o quando sono stati attaccati da un altro animale. Ma non solo i cani, gli elefanti, per esempio, a causa dei traumi vissuti, possono avere incubi così vividi che li svegliano nel cuore della notte, rivivendo momenti di dolore estremo, come la morte violenta delle loro madri a causa dei cacciatori di avorio. Immagazzinano questi eventi traumatici nel loro corpo e nella loro mente, sviluppando quello che è noto come disturbo post-traumatico da stress proprio per gli elefanti. Una delle conseguenze, che è anche il caso del DPTS umano, è che gli elefanti sperimentano incubi così potenti che li svegliano nel bel mezzo del ciclo del sonno. Questi incubi sono cronici, il che significa che vengono attaccati ogni notte quando vanno a dormire. Rivivendo quelle orribili scene diventa per loro una tortura mentale. Questi studi non sono solo affascinanti quindi da un punto di vista scientifico, ma sollevano anche proprio questioni morali ed etiche. Pensare che gli animali non siano solo esseri che vivono il presente, ma che possiedono anche una memoria
e una capacità di proiettare emozioni e sogni ci invita a riflettere sul nostro rapporto con loro. A livello filosofico e scientifico, il sogno è considerato un evento cosciente. Se gli animali sognano, questo significa che la loro esperienza del mondo è profonda e complessa. Le ricerche ci mostrano che i sogni sono un fenomeno che trascende la specie umana e ci ricorda che il nostro universo emotivo è interconnesso, che ogni essere vivente, dalla formica al delfino, vive in un mondo interiore ricco di esperienze e sensazioni. Il sogno degli animali ci invita dunque a guardare oltre la superficie, ad approfondire la nostra empatia e comprensione verso di loro. Sono compagni di viaggio nel nostro stesso mondo, con emozioni, paure e sogni che meritano di essere rispettati e compresi. David Peña Guzmán ci invita a riflettere su come il nostro rapporto con gli animali possa evolvere, prendendo atto che, conoscendo meglio la loro vita interiore, possiamo innescare un cambiamento nelle persone. Comprendere che gli animali non sono semplici esseri da osservare o peggio utilizzare, ma che possiedono una coscienza, emozioni e sogni propri, ci sfida ad adottare una nuova visione etica e consapevole. Questo cambiamento potrebbe portarci a trattarli con maggiore rispetto e attenzione, riconoscendo la loro ricchezza interiore proprio come facciamo con noi stessi. In questo senso lo studio dei sogni animali non solo arricchisce la nostra conoscenza, ma ci invita proprio anche a essere più empatici e responsabili nei confronti di tutte le creature con cui condividiamo il mondo. L'invito che ci lascia David Guzmán con il suo lavoro è di riflettere su come trattiamo gli animali, riconoscendo che, proprio come noi, hanno una vita interiore che merita di essere rispettata. Questo per noi è un passo importante verso una relazione più consapevole e profonda con gli altri abitanti del nostro pianeta. Bene, la vita da single può sembrare la scelta più indipendente, ma nasconde costi maggiori rispetto a chi vive in coppia o in famiglia. In Italia si stima che 8 milioni di persone vivano sole. In questo servizio esploreremo le principali voci di spesa per i single, tra cui affitto, bollette, cibo e trasporti, mettendo in luce come la gestione di queste spese possa pesare sul bilancio di chi vive da solo. In Italia si stima che ci siano circa 8 milioni di persone che vivono da sole, ma vivere da single, pur offrendo maggiore libertà, comporta anche costi più alti rispetto a chi vive in coppia o in famiglia. Secondo le stime dell'Istat, infatti, ogni mese chi non condivide le spese con un partner deve far fronte a uscite maggiori del 47%, con punte fino all'87%. Chi vive da solo può arrivare a spendere fino a 800 euro in più al mese per coprire affitto, bollette, trasporti e alimentazione. La voce di spesa principale è l'affitto. In media, chi abita da solo spende circa 585 euro al mese per l'affitto di una casa, ma nelle grandi città come Milano o Roma, una stanza può arrivare a costare anche 800 euro. A questo si aggiungono le bollette, che non possono essere condivise con un partner, e il trasporto, che implica costi fissi, come il carburante o l'abbonamento ai mezzi pubblici. Tutto questo può far lievitare i costi mensili, arrivando fino a 100 euro in più rispetto a una coppia. Anche l'alimentazione rappresenta una spesa significativa. Chi vive da solo si trova a fare i conti con il costo delle monoporzioni, che sono generalmente più care rispetto alle confezioni familiari. Se, per esempio, una famiglia di 3 persone spende mediamente 220 euro al mese per alimenti e bevande, una persona che vive da sola arriva a spendere circa 337 euro. Inoltre, molte persone che vivono da sole si affidano a piatti pronti da asporto, una scelta che non solo fa lievitare la spesa, ma può anche compromettere il benessere a lungo termine. A queste spese si aggiungono anche quelle per il trasloco, l'arredo dell'immobile e altre voci come le tasse sui rifiuti e le rate condominiali. Insomma, vivere da single non è economico, ma ci sono anche dei vantaggi: maggiore libertà e autonomia nella gestione del tempo e degli spazi. Ma cosa succede se i costi diventano troppo alti? Una delle soluzioni sempre più diffuse è la condivisione delle spese. Molti single scelgono di condividere l'appartamento con altre persone, anche al di fuori delle classiche dinamiche familiari. Esistono, infatti, piattaforme che offrono soluzioni abitative per single che vogliono ridurre i costi vivendo in compagnia, senza compromettere la propria privacy. In conclusione, la vita da single comporta sicuramente un costo maggiore, ma questo può essere bilanciato dalla libertà e dall'indipendenza che offre.
Inoltre, con le giuste strategie di condivisione, è possibile ridurre alcune spese e migliorare la qualità della vita senza rinunciare all'autonomia. Nel 2025 una nuova tendenza sta prendendo piede sui social, in particolare su TikTok, la sfida No Buy Year. Questo movimento minimalista invita le persone a rinunciare ad acquisti non essenziali per un intero anno o per un periodo determinato, come 3 o 6 mesi, al fine di migliorare la propria situazione finanziaria. Non si tratta di semplici consigli di risparmio, ma di un vero e proprio stile di vita che incoraggia a concentrarsi esclusivamente su ciò che è strettamente necessario. Chi accetta di partecipare a questa sfida deve dire addio a qualsiasi acquisto che non riguardi necessità primarie. Niente più shopping per vestiti, accessori, libri, prodotti per la bellezza, cibo da asporto o uscite al ristorante. L'idea alla base di questo movimento è quella di contrastare la cultura consumistica e di concentrarsi su ciò che veramente conta, riscoprendo l'essenziale e risparmiando denaro in modo significativo. La popolarità di questa sfida è in forte crescita e la maggiore ragione sembra essere legata alla situazione economica mondiale, naturalmente. Le difficoltà finanziarie, i debiti, l'inflazione hanno spinto molte persone a cercare soluzioni drastiche per riequilibrare le proprie finanze. Secondo alcune testimonianze, l'adozione di questo approccio ha portato vantaggi tangibili. Da un lato, molti partecipanti sono riusciti a risanare la propria situazione economica, dall'altro, altre persone hanno visto ridursi sensibilmente il loro livello di debiti, riscoprendo la soddisfazione di risparmiare. Elisa Berman, una 35enne di New York, ha raccontato la sua esperienza proprio con la sfida No Buy Year su TikTok. Nel 2024 ha deciso di aderire per cercare di pagare i suoi debiti e durante l'anno ha anche scoperto di avere una dipendenza dallo shopping. Con un approccio rigoroso, Berman è riuscita a migliorare la sua situazione finanziaria e nel 2025 ha intenzione di continuare il percorso con l'obiettivo di rafforzare i buoni comportamenti acquisiti e di concentrarsi sulla costruzione di risparmi. Quando hai debiti, vivere può diventare davvero stressante, dice. Alcune persone potrebbero pensare che questa sia una sfida troppo estrema, ma credo che non comprendano quanto sia difficile avere delle difficoltà economiche. Per lei la sfida non è solo una questione di rinuncia, ma una vera opportunità, come per tanti altri, per riprendere il controllo della propria vita finanziaria. Nonostante la rigidità della sfida, esistono alcune eccezioni che la rendono più accessibile nel mondo reale. Tra le spese che rimangono ammesse ci sono quelle indispensabili come l'affitto, le spese per i generi alimentari, i prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, così come il trasporto per lavoro e l'assistenza sanitaria. Inoltre sono permessi tutti gli acquisti legati a situazioni di emergenza. Meno male. Per le famiglie con i figli o per chi ha animali domestici, la sfida prevede alcune concessioni come l'acquisto di regali o dolci occasionali per non penalizzare proprio i più piccoli o i nostri amici a quattro zampe che dipendono da noi. L'obiettivo rimane comunque quello di risparmiare senza compromettere del tutto il benessere e la necessità quotidiana. La sfida No Buy Year può sembrare difficile, soprattutto se ci si confronta con la tentazione costante di acquistare nuovi oggetti o servizi. Tuttavia, la chiave per vivere con successo questa sfida è la pianificazione, a mio avviso. Stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici, fare attenzione agli imprevisti e cercare alternative gratuite per il divertimento, come passeggiate all'aperto o serate in casa con gli amici. In questo modo la vita sociale non ne risentirà e anzi si possono scoprire nuove modalità di interazione e di svago. In sintesi, il No Buy Year non è solo una sfida economica, ma una vera e propria scelta filosofica che invita a riflettere sul valore delle cose e a riscoprire una nuova vita più semplice e sostenibile. Con la pianificazione attenta e l'impegno di tutti i partecipanti potrebbe davvero essere possibile non solo ridurre le spese, ma anche trovare una nuova serenità mentale legata alla gestione consapevole del denaro. Bene, ed eccoci arrivati alla conclusione di puntata. Abbiamo parlato del potere della meraviglia, di spreco alimentare, di come gestire la nebbia mentale e migliorare la memoria. Abbiamo scoperto il mondo nascosto dei sogni degli animali e scoperto il No Buy Year, la sfida del risparmio che sta conquistando il 2025. E poi quanto costa la vita da single e come ogni donna può essere protagonista davvero della propria prosperità. Ringrazio di cuore il nostro ospite Fabio Bordignone, esperto in educazione elettromagnetica.
Continuate a seguirci. La prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamolo allora insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.